non troppo vicino. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Eccellenze, reverendissime, carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi pellegrini, un saluto sincero e affettuoso e fraterno a nome della famiglia dell'amore misericordioso, ai reverendissimi vescovi Monsignor Corrado Pizziolo della diocesi di Vittorio Veneto, che presiederà questa celebrazione, e a Monsignor Gualtiero Sigismondi, nostro pastore, che non ha voluto perdersi questa concelebrazione, nella quale faranno la prima professione religiosa come sacerdoti diocesani, figli dell'amore misericordioso, Don Massimo e Don Davide, rispettivamente nelle mani di Monsignor Corrado e Monsignor Gualtiero. E con sentimenti di profonda gioia e letizia che oggi porgo ai reverendissimi vescovi, ai familiari e parrocchiani di Don Davide e Don Massimo, a tutti voi pellegrini, il mio sincero benvenuto a questo santuario, che è anche la vostra casa, in modo speciale in queste giornate celebrative in onore della Beata Madre Speranza di Gesù. Un profondo e sentito grazie va all'amore misericordioso che ci dona di vivere giorni di festa, di famiglia, segno di un'esperienza vissuta e trasmessa con amore dalla nostra cara Madre Speranza. Grazie di cuore della vostra presenza e permettetemi un grazie anche al nostro coro. Un grande saluto e un grazie a Padre Ireneo per queste parole. Un saluto ai miei confratelli, Gualtiero, vescovo, Domenico, vescovo, Mario, vescovo. Saluto tutti i sacerdoti che sono qui e saluto tutti voi, cari fedeli, fratelli e sorelle presenti da Foligno, ma ancora più lontano dalla diocesi di Vittorio Veneto. Li ho incontrati e salutati. Grazie della vostra presenza qui, è un segno di comunione fraterna e di affetto ecclesiale. Iniziamo la Santa Messa anzitutto domandando umilmente perdono e misericordia a Dio per i nostri peccati. Signore, ricco di misericordia, che ci hai fatti rivivere con Cristo, Kyrie eleison. Cristo, Re di pace, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai donato il tuo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria
pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli le nostre peccato. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio, Padre di infinito amore, che a tutti gli uomini hai manifestato nel Cristo il mistero ineffabile della tua misericordia, concedi a coloro che confidano nel tuo amore misericordioso di realizzare la nuova legge della carità, conformandosi all'immagine del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ad Efrem io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efrem, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedetto e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate gli uni gli altri, come Lui ho amato voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Dal Vangelo secondo Giovanni. gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Parto dal versetto che abbiamo cantato, recitato al Salmo: il Signore è buono e grande nell'amore. Vengo da Roma, dove stiamo facendo come vescovi del Triveneto la visita ad Limina, e ogni congregazione che incontriamo, e non parliamo del Papa, hanno un'insistenza che suona proprio come una grande sottolineatura. Prima di tutto annunciate il primo annuncio, lo chiamano così, c'è una parola più difficile, il kerygma, una parola greca, il kerygma. Cos'è questo kerygma, questo primo annuncio? È quello che abbiamo appena ripetuto più volte: il Signore è buono e grande nell'amore.
l'Antico Testamento, il Salmo bellissimo, meraviglioso, 102, che già anticipa quello che dirà Gesù. Perché Gesù, quando comincia a predicare, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, Dio è un Padre buono, misericordioso, affidabile con tutti. E questo è in nuce, in sintesi, il cherigma di Gesù. Il cherigma di Gesù. Ed è l'intuizione, ma anche l'esperienza di fede centrale e più importante di tutta la Santa Scrittura. Antico e Nuovo Testamento. Abbiamo sentito: non dimenticare tutti i suoi benefici, tutti i suoi benefici, tutti i doni che Egli ti ha fatto. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di bontà e di misericordia. Tutta una serie di verbi che esprimono, manifestano questa bontà, questa grandezza nell'amore, questa misericordia. Davvero le parole non bastano. Il suo amore e la sua misericordia superano la nostra comprensione e anche la nostra logica. Perché? Perché questo amore non solo è gratuito, ma si rivolge a creature povere, fragili, peccatrici come siamo noi. Ecco allora il cuore dell'annuncio, quell'annuncio che Madre Speranza ha intuito e ha vissuto e ha poi testimoniato e ha annunciato, e che qui si vive in modo tutto particolare. E tuttavia, questo annuncio nell'amore del Padre, nell'amore di Dio, potrebbe sempre essere preso come una fantasia, come la proiezione di un desiderio. Qualcuno potrebbe dirci: tu canti il Signore è buono e grande nell'amore, guardati attorno. Ti pare che oggi ci sia amore e misericordia nel nostro mondo, pieno di guerre, pieno di aggressioni, incattivito? Ma no, sono fantasie tue. Guardate che questa obiezione non è mica facile da rispondere, non è mica facile da rispondere. Tanto più che Dio nessuno l'ha mai visto. Come vai tu a dire che Dio è buono e misericordioso? È un'idea tua, è un'obiezione molto, molto, molto forte. Ecco allora che noi possiamo dire no. Dio, che è invisibile perché nessuno l'ha mai visto, ricordate il Vangelo di Giovanni, dice Dio nessuno l'ha mai visto, ma continua dicendo Lui, il Figlio unigenito, ce l'ha manifestato, ce l'ha raccontato, ce l'ha rivelato. E questo allora cambia le cose, non è più un desiderio nostro, un sogno. Gesù si è rivelato come misericordie vultus. Ricordate il giubileo della misericordia? Questa frase l'abbiamo sentita tutti tante volte, misericordie vultus, il volto visibile della misericordia invisibile del Padre. Il Signore è buono e grande nell'amore, ma va, no. È vero, Gesù ce l'ha manifestato. Abbiamo sentito nel Vangelo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Di un amore che non era soltanto il suo, così una simpatia, no, era l'amore del Padre. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio a dare la vita per far capire quanto è grande il suo amore per noi. Dio ha manifestato in Cristo il suo amore. Amore gratuito, amore misericordioso, amore che guarisce e salva, ed è proprio l'amore come l'ha vissuto Gesù, come l'ha messo davanti ai nostri occhi. E ecco allora i primi due passaggi. L'annuncio
l'annuncio, la manifestazione visibile di questo annuncio, perché non cadiamo anche noi nel dubbio di essercelo messo in testa noi, no, davvero Dio è buono e grande nell'amore, ce lo ha manifestato nel Figlio suo Gesù Cristo. Contemporaneamente, ecco un terzo passaggio che ci viene fatto dalle letture di oggi: raggiunti da questo amore che si china a lavarci i piedi, fino a suscitare la reazione di Pietro: non mi laverai mai i piedi tu, Pietro, se non ti lavo i piedi non sarai purificato, non sarai guarito, non sarai salvato. Raggiunti da questo amore siamo invitati, come dice Gesù nel Vangelo, anzitutto a capire. Capite quello che ho fatto per voi? Capire è la comprensione di fede, a non passare troppo in fretta di fronte a questo amore che si china a lavarci i piedi, che muore per noi sulla croce. Questo amore di Gesù che manifesta l'amore del Padre, fissare il nostro sguardo sempre su questo amore. Ecco che il cherigma che Gesù annuncia come Dio è un Padre buono, amorevole, affidabile, che perdona, misericordioso, si completa. Ce l'ha manifestato in Gesù. In Gesù morto e risorto noi abbiamo la rivelazione dell'amore del Padre, non solo la rivelazione ma anche il dono di questo amore. Capite quello che vi ho fatto, capite cosa io vi mostro, che cosa io vi rivelo. È proprio la conferma di quello che già l'Antico Testamento ripeteva: Dio è buono, è grande nell'amore. Ma siete proprio sicuri? Sì, siamo proprio sicuri. Gesù ce lo rivela, ce lo manifesta, ce lo fa vedere non solo come esempio, ma anche come dono di sé. Tant'è vero che nell'Eucaristia Gesù ci dà il suo corpo e il suo sangue, il corpo spezzato e il sangue versato. Lui che si è chinato a lavarci i piedi e ha dato la sua vita per noi. Capite? Capite? Dobbiamo continuamente domandare: Signore, aiutaci a capire questo mistero. Secondo, a vivere anche noi quello stesso amore. Io vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Anche voi siete chiamati a vivere, ad accogliere anzitutto, e toccati da questo amore, a vivere la misericordia. Misericordiosi come il Padre. Ma non abbiamo mai visto il Padre come ce l'ha mostrato Gesù. Caro Don Massimo, dopo questi, e Don Davide, dopo queste riflessioni, ma che partono dai testi della scrittura che abbiamo ascoltato, l'annuncio, la manifestazione visibile della verità di questo annuncio, la missione, il mandato. E sono 3 passaggi che continuamente si ripetono nella nostra vita. Ecco, voi 2 avete sentito la chiamata a diventare partecipi del carisma di questa famiglia religiosa, i figli dell'amore misericordioso, nati dall'intuizione e dalla testimonianza di Madre Speranza, ecco, e formatasi per essere segno dell'amore misericordioso di Dio nel mondo, davanti a tutti, rimanendo presbiteri diocesani. È una possibilità che c'è, penso che anche il vescovo Gualtiero l'abbia vagliata con te, Don Davide, io l'ho vagliata con Don Massimo, mi sembrava una cosa bella, buona, costruttiva. Don Massimo è stato qui 1 anno, gli ha fatto bene nell'anima, ma anche nel corpo, e posso dirlo al 100%, di Davide non lo conosco, ma penso sia la stessa cosa. E quindi ho colto proprio positivamente questa richiesta. E cosa dire? Niente, vi affidiamo all'amore misericordioso del Padre, all'intercessione di Madre Speranza, e chiediamo che cosa? Che questo carisma a cui voi vi consacrate, no? Facendo la professione di voti, questo carisma illumini e renda ancora più fecondo il vostro ministero di preti, di presbiteri diocesani,
per il bene vostro, per il bene delle nostre diocesi, Foligno e Vittorio Veneto, ma anche per il bene di tutta la Chiesa e per il mondo, perché questo bene, il bene, dicevano i nostri medievali, è diffusivum sui, si diffonde, il bene si diffonde come il male, ma anche il bene si diffonde se stesso e bonifica le cose non tanto buone che purtroppo ci sono, il bene. Ecco, allora la preghiera è proprio questa. Signore, aiuta questi nostri due confratelli presbiteri, dona loro luce, dona loro il tuo spirito, perché colpiti, toccati dall'intuizione della misericordia del Padre manifestatasi in Cristo, la vivano sempre, ogni giorno della loro vita, e creino attorno a loro una crescita dell'amore. Si presentino i candidati alla prima professione: Don Davide Girolami della diocesi di Foligno e Don Massimo Bazzichetto della diocesi di Vittorio Veneto. Eccomi, Signore. Io, Don David Girolami, Con l'aiuto Massimo Bazzichetto, con l'aiuto di Dio e sorretto dal vostro amore fraterno, ho terminato il tempo del noviziato, ho studiato le Costituzioni, conosco e amo il carisma di questa famiglia religiosa, nata per essere segno dell'amore misericordioso di Dio, e voglio viverlo per tutta la vita. Pertanto chiedo umilmente a lei, Padre Ireneo Martin, Superiore Generale, di essere ammesso in questa congregazione dei figli dell'amore misericordioso come sacerdote diocesano. Figli carissimi, siete già consacrati a Dio mediante il battesimo e l'ordine del presbiterato. Volete essere più intimamente uniti a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione religiosa? Volete accogliere in voi l'amore misericordioso attraverso una profonda e personale esperienza per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Dio Padre, che vi ha chiamato a confessare la grandezza del suo amore, della sua grande bontà misericordiosa e della sua bellezza, vi accompagni con la sua potenza. Preghiamo. Guarda, Signore, questi tuoi figli che oggi, con la loro professione davanti alla tua Chiesa, vogliono consacrarsi a te seguendo i consigli evangelici. Fa che la loro vita glorifichi il tuo nome e giovi alla salvezza del mondo per Cristo nostro Signore. Amen. Che mi chiami a seguire il Cristo tuo Figlio, io,
Don David Girolami, in piena libertà mi dono totalmente a te, unico bene della mia vita. Pertanto, nelle mani di Monsignor Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Orvieto Todi, e dinanzi alla comunità qui presente, faccio voto di obbedienza, castità e povertà per anni 2, quale sacerdote diocesano, secondo le costituzioni dei figli dell'amore misericordioso e lo statuto proprio dei sacerdoti diocesani appartenenti alla congregazione. Confido nella forza del tuo Spirito, nella mediazione materna di Maria, nella intercessione dei santi protettori, nell'aiuto della Madre Fondatrice e dei miei fratelli, per essere fedele fino alla morte. Dio, amore misericordioso, che mi chiami a seguire il Cristo tuo Figlio, io, Don Massimo Bazzichetto, in piena libertà, mi dono totalmente a te, unico bene della mia vita. Pertanto, nelle mani di Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, e dinanzi alla comunità qui presente, faccio voto di obbedienza, castità e povertà per 2 anni, quale sacerdote diocesano, secondo le costituzioni dei figli dell'amore misericordioso e lo statuto proprio dei sacerdoti diocesani appartenenti alla congregazione. Confido nella forza del tuo Spirito, nella mediazione materna di Maria, nella intercessione dei santi protettori, nell'aiuto della Madre Fondatrice e dei miei fratelli, per essere fedele fino alla morte. Ricevete il crocifisso dell'amore misericordioso, norma e senso della vostra vita. Contemplandolo, imparate a vivere il suo mistero e unendovi a lui nell'Eucaristia, lasciatevi trasformare per essere anche voi pane spezzato per i fratelli. Ricevete le costituzioni di questa famiglia religiosa che oggi il Signore vi dona per la vostra vita. Amatele e vivetele con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le vostre forze, per essere fedeli a Cristo crocifisso e risorto, segno di bontà e di grazia. Fratelli e sorelle, al Padre, ricco di misericordia e di perdono, rivolgiamo ora con grande fiducia la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: amore misericordioso, ascoltaci. Amore misericordioso, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e i consacrati al servizio del Vangelo, il Signore li accompagni con l'assistenza del suo Spirito nel testimoniare davanti al mondo che Dio è amore. Preghiamo. Misericordioso, ascoltaci. Per tutti i cristiani, perché vivendo il comandamento dell'amore siano uniti nella carità di Cristo, affinché il mondo creda. Preghiamo. Amore misericordioso, ascoltaci. Per tutti i poveri e i sofferenti, possano conoscere Dio come Padre buono che vuole la felicità dei suoi figli e trovino la solidarietà dei fratelli. Preghiamo. Amore misericordioso, ascoltaci.
per Don David e Don Massimo, che oggi hanno emesso la loro prima professione religiosa come sacerdoti diocesani nella congregazione dei figli dell'amore misericordioso. Non permettere mai, o Signore, che manchi loro la luce della fedeltà e dell'amore, perché sull'esempio della beata speranza di Gesù possono testimoniare al mondo l'amore che salva. Preghiamo. Amore misericordioso. Ascolta, Padre misericordioso, la nostra preghiera di figli. Fa crescere nei nostri cuori la fede viva, la sicura speranza e la carità ardente, così da accogliere e testimoniare il tuo regno di amore per Cristo nostro Signore. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi levante di salvezza, benedetto nei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, offriamo la vittima di ringraziamento esultanti per la manifestazione della tua misericordia. Concedi che partecipando ai sacramenti della nostra redenzione possiamo bere nella gioia l'acqua zampillante dalle fonti del Salvatore e di vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso. Quando l'uomo creato nella dignità della tua immagine per disobbedienza cadde nella colpa, il tuo amore ineffabile gli venne incontro nella persona del tuo Figlio, Salvatore del mondo.
Egli è il buon pastore che porta all'ovile la pecorella perduta, sospinge il figlio prodigo verso la casa paterna dove la dolcezza del tuo amore lo aspetta. Per questo si allietano gli angeli e i santi e noi nel tempio della tua gloria innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Speranza e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, il Vescovo che presiede questa celebrazione eucaristica, Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
Preghiamo. Dio nostro Padre, siamo stati rinnovati dal sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio. La forza del tuo Spirito perseveri nei nostri cuori e ci spinga a testimoniare con una vita santa le meraviglie del tuo amore misericordioso per Cristo nostro Signore. È prevista una parola anche da parte nostra, con David e io, è una parola di gratitudine adesso, in questo momento. E se dovessi dire tutti grazie e fare un elenco, penso che staremo qui a lungo, e allora ho pensato di sintetizzarli in 2 grazie. Almeno quelli principali che sento in questo momento. Il primo lo rivolgo a Madre Speranza e rivolgendolo a lei lo rivolgo anche a tutta la famiglia dell'amore misericordioso. Un grazie a lei perché entrando sempre più in me stesso, nel cammino di crescita e di conoscenza di me stesso, ho visto che la Madre era presente nella mia vita, è presente nella mia vita da lontano, da molto tempo. Ed è una presenza la sua soprattutto di protezione nella prima parte, credo proprio che lei mi abbia protetto. E poi, venendo avanti nel tempo, una presenza di illuminazione. La sua presenza nella mia vita mi dona via via sempre più luce nel cammino. Una luce in modo particolare su un aspetto che abbiamo sentito anche nel Vangelo, là dove Pietro resiste al Signore, ed è una resistenza grave quella di Pietro, perché il Signore poi gli dice: tu non avrai parte con me. Quindi capiamo che la resistenza di Pietro è seria. E la Madre mi sta aiutando nel cammino di conoscenza di me stesso a vedere meglio le resistenze, le ramificazioni anche di queste resistenze, e vedo che mi sta aiutando anche ad aprirmi all'esperienza, all'accoglienza dell'amore misericordioso. E quindi rispetto a tempo indietro mi sembra insomma che sono un po' più dentro all'esperienza del discepolato con il Signore. Quindi devo gratitudine alla Madre per questa illuminazione che mi dona. E poi ecco l'altro grazie al Vescovo Corrado, perché ritengo che la sua presenza qui in questo momento sia la manifestazione della bontà. È stato buono lui a venire qui in questo momento, ha lasciato gli impegni a Roma, è venuto qui per vivere questo momento, credo molto bello. E la sua presenza, tenendo conto anche del contesto della parabola sacerdotale presbiterale, ecco, penso che, a me, ecco, dice proprio, manifesta, è un segno della bontà del Signore, e quindi lo ringrazio anche perché poi questo segno della bontà lega ancora di più
al presbiterio diocesano e alla Chiesa diocesana, un legame che ha da espandersi, ha da dilatarsi nella dimensione affettiva. E credo che questa presenza sua qui aiuti proprio a espandere questa dimensione affettiva. La madre spesso fa riferimento agli affetti, l'esperienza ecclesiale, e questo è quello che la presenza del Vescovo mi dona in questo momento e per cui lo ringrazio. Non spaventatevi dei fogli, sarò molto breve. Lode e gloria a Dio e Padre, fonte dell'amore misericordioso, per il dono della vita della mia famiglia qui presente in questa basilica e una dal cielo. La mia famiglia, primo seminario e di formazione all'amore. Benedico tutto il cammino della mia vita con la lode, perché in ogni tratto, sia in salita che in discesa, sia alla luce del sole e del giorno, che al chiarore della luna nella notte, ad oggi posso testimoniare come Dio è stato ed è un Padre che cerca in tutti i modi e i mezzi e la maniera di confortare, di aiutare e di far felici i Suoi figli, e che li segue e li cerca con amore instancabile, come se Lui non potesse essere felice senza di loro. Ringrazio Dio per il dono della Chiesa, dono immenso, eredità che Dio ci ha lasciato tramite suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in questa terra per arrivare al cielo. Dai primi passi verso la fede, dall'accoglienza del Vescovo Gualtiero Sigismondi, che mi ha accolto e cresciuto come figlio, che ha creduto sempre in me, dalla continuità nella paternità del Vescovo Domenico Sorrentino, che ha confermato e mi ha spronato a continuare questo cammino benedicendo. Non è potuto essere presente qui in mezzo a noi per impegni a Roma, ma che ha lasciato la sua rappresentanza al Vescovo Sigismondi e che è in comunione di preghiera da Roma per me. Alla famiglia dell'amore misericordioso, al Padre Generale Padre Ireneo, al Rettore Padre Aurelio, i formatori tutti, che mi hanno accolto subito, facendomi subito respirare che cos'è la famiglia nella Chiesa. Veramente la Chiesa non ha confini da difendere, ma una maternità allargata, e riaffido il mio ministero sacerdotale diocesano nella consacrazione e appartenenza come figlio dell'amore misericordioso a Maria Mediatrice, Madre di tutti noi. Questa consacrazione non toglie niente e non sostituisce nulla al dono del presbiterato, ma conferisce ciò che sono e che il Signore mi chiede di essere, fratello tra i miei fratelli presbiteri, sia secolari che regolari, e diffondere la devozione all'amore misericordioso con buon esempio, la carità, l'abnegazione e il sacrificio. Carità, abnegazione e sacrificio che sono i pilastri, le fondamenta di ogni famiglia. Madre Speranza, una donna che ancora oggi il suo esempio di vita parla a tutti noi e in particolar modo in questi tempi che viviamo. Non conoscevo questa figura, questa bellissima figura di santità, e il Signore me l'ha fatta conoscere quando e dove meno me l'aspettavo. Mi ha dato lei come madrina nella via di santificazione, cui noi tutti siamo chiamati, per conformarmi sempre di più a Gesù Cristo nostro Signore. Concludo con la preghiera facendola sia mia, da parte mia anche di Don Massimo, per tutti i sacerdoti a quali applichiamo questa messa. Signore Gesù,
amore misericordioso del Padre, hai scelto i tuoi sacerdoti tra di noi e li hai mandati a portare la tua misericordia nel mondo. Ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Ti chiediamo di riempirli con il fuoco del tuo Spirito. Tu che hai pregato e ti sei offerto per i tuoi apostoli, santificali nella verità della tua parola, custodiscili del maligno e conservali nell'unità. Quando si sentono deboli, trovano in te la loro forza. Quando sono nel buio, vedono in te la luce. Quando li prende la stanchezza, trovano in te riposo. Quando si sentono soli, sii tu la loro dolce compagnia. Quando sono feriti, trovano nel tuo cuore trafitto la loro guarigione. Fa che chiunque li avvicini trovi in loro l'immagine viva del Padre, del buon pastore e del Padre misericordioso. Concedici, o Signore Gesù, che Maria, alla quale tu stesso hai affidato i tuoi amati discepoli, riformi a tua immagine, con la stessa delicatezza e premura con cui si è presa cura di te, per la potenza del tuo Spirito, a gloria di Dio Padre. Amen. Mi ha colpito che uno dei segni consegnati sia il crocifisso, un gesto che si ripete quando ci sono dei preti, dei consacrati, dei laici che partono per la missione ad gentes. E mi ha colpito perché c'è un'analogia, quasi dire, anche tu parti per una missione, hai la missione di diffondere e far conoscere, far vivere l'amore misericordioso del Padre in Gesù. È una missione anche questa che loro svolgeranno nel loro servizio ministeriale di presbiteri, nelle loro chiese. Preghiamo perché questo davvero si compia. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore Onnipotente e Misericordioso vi benedica da questo suo santuario. Egli che non conta i peccati dei suoi figli, ma dimentica e perdona, vi conceda la salvezza e la pace. Sia vicino ai cuori pentiti, dia consolazione agli afflitti, salute ai malati e a tutti voi doni la gioia di una speranza invincibile. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.